Luciano Spinelli e Leonora Gargiero, la famiglia Adams 2. Come è stato ritrovare i protagonisti, qui state crescendo nel film, letteralmente vogliono andarsene da casa, che sequel troveranno gli spettatori? Allora, partiamo dal fatto che Pugsley non se ne vuole andare di casa, non No. vede l'ora che Io voglio mercoledì che se ne vada di casa. Sì, no, secondo me questo secondo è meno incentrato su magari la famiglia e i genitori, è più incentrato su di noi perché ci sviluppiamo come giustamente ogni ragazzo della loro età fa. Uno in amore, un'altra invece nel trovare la propria identità, quindi secondo me è stata anche una scelta molto intelligente quella di far trovare a Pugsley la persona giusta e invece a mercoledì il dubbio di se stessa. Diciamo che sono cresciuti, sì, cioè esatto. vediamo dei personaggi che crescono. Anche la voce di Lurch è cresciuta molto secondo me in Sì, questo film. è proprio Esatto. un crescere meraviglioso, è cresciuto il suo personaggio, forse in altezza le avranno aggiunto qualcos'altro, non lo so. Sì, però mi è piaciuto molto. Fate parte di una generazione molto giovane, ma è vero che si vuole restare a casa con i genitori oppure no? Guarda, Piegare le ali e andarsene il prima possibile. sincero, io ho casa mia, dove dovrei andare a vivere io. Non sono ancora andato via di casa, non perché non me ne voglio andare via dalla famiglia, quanto perché ti rendi conto di quante comodità hai nella famiglia. Io sto benissimo con i miei genitori, forse anche quello che mi porta a vivere molto con loro. Allo stesso tempo, nonostante io abbia comunque 21 anni appena compiuti, la voglia e l'idea di andare a vivere da solo non mi disturba, diciamo che mi rende super excited. Io sono andata a vivere da sola un mese fa, per me è un trauma perché arrivo e non va l'acqua calda, la lavatrice, come si fa la lavatrice, chi me l'ha mai insegnato in vita mia, non si sa, cioè non andava niente, quindi mi sono messa a piangere, ho avuto un crollo una sera, ho detto io non ce la posso fare, mi manca mia mamma, io tutte le sere piango perché mi manca, ci guardiamo le serie su FaceTime, sincronizzate, diciamo ok 3, 2, 1 la mettiamo e lei la guarda, perché io sono super affezionata alla mia famiglia, infatti per me è stato abbastanza difficile trasferirmi da sola, però è un'avventura, secondo me sono le cose che ti fanno crescere, se no non imparerai mai a fare la lavatrice. È un'avventura. Sì. Il doppiaggio, insomma, anche il doppiaggio è un'avventura, possiamo dire. Quando eravate molto più piccoli, vi ha colpito un doppiaggio particolare? Perché poi chiaramente i film animati in Italia appunto vengono ridoppiati da grandissimi artisti. Ecco, ce n'è uno insomma, in particolare che vi ha colpito? Ce ne sono tanti, penso che oltre ai cartoni animati ci sono stati anche dei film che hanno lasciato il segno proprio con la voce. A me viene da pensare a come Emma Watson sia stata doppiata da una ragazza fantastica, la sua voce mi ha accompagnato in tanti film, l'ho sentita in tanti film e soprattutto l'ho seguita molto con Emma Watson, l'ho rivista come anche Flavio Aquilone che ha doppiato tanti ragazzi ed è strano pensare come cambi sempre in base al personaggio alla voce. Io invece, ad esempio, una cosa diciamo recente che mi è capitata mentre stavo doppiando una scena, una con il Doctor Strange, diciamo Cyrus, e appena ho sentito la voce mi sono tipo così frizzata perché era il doppiatore che ha doppiato Castle, oltre che il professore della Casa di Carta, e Castle è stata una serie che mi ha accompagnata dai miei 10 anni fino a più ai 16, quindi ho detto fermi tutti, io conosco questa voce e infatti oggi finalmente l'ho potuto incontrare, sono stata super felice e... A parte vostri c'è un personaggio preferito della famiglia Adams? Per esempio per me Mano in assoluto è iconica Mano. Per me è Lurch. Sono affezionata perché recitavo insieme nella serie. A me piace tantissimo il personaggio di Nonna Adams e poi, non so, a livello estetico secondo me è super affascinante Morticia. Sì, è vero. È affascinante come quando poco. mette quella tutina western, vero? Madonna. Meravigliosa. Cioè. Sì. Ultima cosa, la famiglia Adams 2 esce il 28 ottobre al cinema da Halloween, quindi immagino che insomma di feste di Halloween avete fatte tante, il costume più assurdo che avete indossato. Oh mamma. Allora, io non mi travesto quando sono piccola, forse un'indiana mi ero vestita l'ultima cosa, cosa io non più mi sono mai investito, non mi sono mai investito da piccolino, raramente. Negli ultimi anni invece mi è piaciuto sperimentare un po', e dato che a me piace il make-up, sì, è vero, l'ho visto un sacco mi piace cambiare e ne ho fatti più di look, ne ho fatti tantissimi e diciamo che non è un qualcosa di preciso. L'anno scorso ho fatto il figlio di Poseidone, mi sono fatto tutte delle branchie me lo ricordo, sul viso, tutto però il più strano, più che strano, è il più
è stato a un Halloween delle medie dove ho messo una camicia bianca con sopra una canottiera nera a scollo così, con le ali da pipistrello, e mi ero messo con la matita nera di mia madre, quindi ti lascio immaginare cosa ci ho voluto per toglierla. Addirittura ho fatto una maschera stile Zorro. Non aveva senso, guarda, era un pipistrello mezzo maggiordomo. Più che strano, è stato proprio brutto. Grazie, grazie. Grazie a te. Grazie a te.